L'emergenza abitativa a Padova colpisce soprattutto gli studenti, ma poi si allarga a un po' tutte le categorie di cittadini che sono in concorrenza diretta proprio con gli studenti per la ricerca di una casa. La buona notizia è che dal prossimo ottobre saranno disponibili 700 posti letto nei cosiddetti studentati che sono in via di realizzazione. Sulla base delle visite che ho fatto ai cantieri in questi giorni, noi avremo da settembre, quindi in tempo utile per il prossimo anno accademico, 700 posti letto, di cui una parte nello studentato nuovo in via Belzoni che sta per sorgere dove c'era il convitto del Sacro Cuore e una parte invece in via Turazza dove c'è uno studentato che viene realizzato con una innovativa tecnologia in legno, lì dove c'era invece un centro direzionale. Anche il Ministero dell'Università e della Ricerca ha certificato la necessità di posti letto. Attualmente ne sono disponibili 2067, mentre gli studenti fuori sede sono 42.800. Non tutti dormono a Padova, ma secondo il Ministero almeno il 20% dovrebbe avere una sistemazione. Ciò significa che ne servirebbero altri 6.500. Intanto è partito anche il cantiere tra via Pescarotto e via Maroncelli per un altro studentato. Finalmente ci sono dei segnali di concretezza rispetto alla messa a disposizione di soluzioni abitative che aiuteranno gli studenti da un lato, ma poi progressivamente, man mano che aumenteranno questi posti letto, anche tutte le altre persone che cercano una casa, che in questo momento sono in concorrenza con gli studenti per quanto riguarda quello che è lo stock abitativo della città. Dai residenti arriva il timore che si possa ripetere il fenomeno di via Anelli, ma questo pericolo non c'è. Gli edifici in questione hanno un vincolo perpetuo, è vietato il frazionamento, la vendita divisa a pezzi. In ogni caso c'è la volontà di trovare un compromesso. Io ho ascoltato con molta attenzione le richieste dei cittadini e ho chiesto ai privati che hanno presentato il progetto di modificarlo in linea con quello che il quartiere ha chiesto. Quindi adesso noi avremo degli altri incontri anche con i cittadini stessi e dei loro rappresentanti per trovare una soluzione che vada bene a tutti.